Allora oggi interroghiamo Riccardo. È sempre io però, professore. Prima lezione, ciuoto, il maschile, mi devi dire il femminile. Femminile, questa la sapevo, è ciuota. Ma no, ciota. Picce la U si perde al femminile, quante volte lo devo dire? Ma picce sia così ciutaglione. Ciutaglione, esatto, seconda lezione, il superlativo di meridionanza o di terronanza, che dir si voglia, ciutaglione. Sai che guardi, basta. Sto a vedere quel film americano, Ciuoto più ciuoto, è bellissimo, sta facendo scompisciare le risate. Ciuoto più ciuoto, cos'è? Che roba? Ciuoto più ciuoto, quello con Jim Carrey. Ah, scemo più scemo, scusa. Ma c'è, quello è il titolo italiano, non c'è più scemo. Il titolo originale è Ciuoto più ciuoto, ignorante. Pasqua, ieri sera sei stato ciuoto. No, ciuoto no. Sei stato ciuoto. No, ciuoto è esagerato. Stato ciuoto. No, ciuoto. Tu ciuoto Antonio, tirato ciutazzo di Francesco, tira ciutarella di Maria. No, la Maria ciuota no. Ma che una ciutazza, Maria? No, ciuoto no. Non dopo ciuoto. No, ciuoto no. Stato ciuoto. Secondo me un po' ciuoto sei stato, però. Ma Ricca, ma perché non me le devi trattare così a Pasqualino, scusa? A Pasqualino non fa niente. Lo sai che quelli del nord usano questi termini violenti? No, ciuoto volevo dire che... Ancora? No. Allora, ogni giorno la stessa storia. Qui c'è un divieto di accesso. Lei non può mica passare qui. Allora, è l'ultima volta che glielo dico, chiami i carabinieri. Poi va bene, vada via per piacere. Vada via. Lei è proprio un nociuoto. Diventa meridionale proprio. Troppo toco. Che senso tocco, scusa? Sei ciuoto proprio, Ragazzi, ti faccio capello, ti apro la capo, ti scatto un corpo, ti piglio per canna, ti rauno vai e vieni.